A più di 700 giorni dal referendum, l'autonomia in Veneto non è ancora arrivata, ma nonostante le difficoltà, passi avanti se ne sono fatti parecchi, ricorda Zaia, a partire dal fatto che l'autonomia occupa oramai stabilmente un posto di rilievo tra i temi politici più dibattuti a livello nazionale e adesso anche nell'agenda del governo, se è vero che tra i 23 disegni di legge collegati alla manovra finanziaria ce n'è anche uno sull'autonomia differenziata. È la volontà di dire da parte di chi ci governa che l'autonomia la considerano comunque una priorità, nel senso che non se la sono dimenticata. Ovvio che questa è la cornice di un quadro che ancora deve essere definito e soprattutto ci aspettiamo dal governo che ci presenti una bozza di intesa, cioè capire qual è l'idea di autonomia per il governo. È un buon segnale comunque. Ma guardi, io di buoni segnali ne ho visti tanti in questi anni e direi che noi siamo chiamati a guardare i fatti. Il fatto è avere una bozza d'intesa e cominciare a discutere per la firma di questa intesa. Segnali di apertura comunque non mancano se si considera che a poco tempo dalla nomina il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha visitato per primo il Veneto e ha recentemente affermato che l'autonomia farebbe bene anche e soprattutto alle regioni del sud. Dice quello che io sto dicendo da anni, l'autonomia non è la secessione dei ricchi, non è voler dar vita a un paese di serie A o di serie B. L'autonomia è una vera assunzione di responsabilità in un paese nel quale l'evasione fiscale vale 110 miliardi di euro e lo spreco nella pubblica amministrazione 200 miliardi. Se tu vuoi recuperare 200 miliardi devi portare l'autonomia. Le parole del ministro Boccia appaiono un buon viatico, visto che spesso le resistenze all'autonomia sono o erano dettate dal timore di creare scompensi in un territorio nazionale che tale deve rimanere, seppur in un ambito fortemente federale, come ribadito a Trieste dal presidente della Camera Roberto Fico. L'autonomia è scritta e descritta nella nostra Costituzione. Il punto è che deve essere un'autonomia che aumenta la qualità, fa sviluppare in modo migliore i territori, che non sia un'autonomia che divide il paese, è tutto lì, quindi sia un'autonomia che unisce il paese ma non che divide il paese e dove i servizi siano di alta qualità per tutti e non ci siano regioni di serie A o di serie B.